Aquilino Cannas è considerato uno dei poetas più mannus in lingua campidanesa. Animatori culturali, scrittori, ha collaborato con l'Unione Sarda e sa Nuova Sardegna. Podejannus, appustisi che Angelo Dettoris e Mottu, ha ripoderato sa direzione de Sischiglia, a noi scriada con suo annomincio de Luciferino. D'esempio, ha ritento s'impegno del imparu e della valorizzazione ambientale de Casteddu. Ha riscritto le bianche colline di Carel e di Sterru in terra. A unia non si questiona di una città in disagato, post industria petrolchimica e de chini si volia da arriccai con su giumento. In su 1999 bessi di Mascaras Casteddaias, che forse si sopra sua prugonnota. In su 2012 Enrico Vau, sul regista Famau, da intregare uno documentario, L'anatema di Aquilino. Appustisi san morti, in su 2005, su comune de Casteddu, in Vecciasa, di intregare una prassa, in uno dei strettos più bellus de Casteddu. Siamo in domo di Aquilino Cannas in Gabino Maieli, psichiatra, scrittore, poeta vincitore del premio de Ozieri, animatore del Circolo de los Sardos e direttore di rivistas e annur, oggi direttore de Sischiglia e amico mascalmente di Aquilino Cannas. Gabino, tu elas onnuttu bene a Aquilino. Iudu Aquilino Cannas. Federe de Aquilino bighere de meda tempus e meda peraunas. Può vedere de un uomine che fin di paga peraunas, è vero. Deo mi lamento proprio no, come un babbo, un frate, un amico, a horas. Qualche volta anche pure a diacentreas, insomma. E fido nomine de paga per aulas, un nomine uno de sommannus de Sartigna. Commente poeta, commente omine de cultura, commente omine de sapienza. Una figura per me è davvero importante, poiché mi cazzaccato intro un'istoria manna, come te gusta de Sischiglia, insomma. Ho imparato una isse con sosatteros de Sischiglia che somentare, con Faustinones, con Larentu Ilieschi, con Mario Licheri, e me da babos, che mi trattaiano come un ufficio devo via su Caganido de Sischiglia. E issos mi trattaiano con carignoso, meda carignoso, e con qualche rivista narramos non vai a bisogno su tanto necessario, però arrivaiano e servivano. Mi hanno fatto diventare omine, un omine con una fortuna manna, meda manna. Aquilino Cannas ha descritto uno stesso autore di Asteddu. Aumenti usa Asteddu e ontava da Aquilino, de ale Asteddu allega disso. Ma intanto Aquilino non fidi via su cantore di Casteddu. Aquilino Cannas fidi Casteddu, intanto. Meda legato a sa città, a sa gente, de fa idea con amore, manno, e con severità. Poiché si queria da bene meda a sa città, però pretendia da un rispetto per la gente, per la città, per il prodotto. E tanto ha incominciato, vivido un amore bello, a vedere proprio un amore e a narrare no, dai non andava bene. Quando hanno fatto superato questa regione in via Roma, no?
su palazzo sa regione ada un colore niente. E si è andato Cagliari a un dente cariato. E infatti se andiamo su in Giosso, su mare, andavamo su sa città dal mare, si vede tutto il palazzo su giallo, su bianco, con il palazzo niente, tutto il dente cariato. L'unaria da buffonende, proviene da comprendere, insomma, però non li piace. E se vedi con Cicci Tomasa, Attero Bellumine, finché che tutti siano in giro. A Baidaiana, l'ispezione tutto va bene, va male, deve essere cambiato, no? Sempre in critica. Poi te segheria da una città bella e sanima, quindi serena, sa gente serena, però bella finza in sa cosa minoretta, mi viene a mente, finza un urano de rena. Tutto deve essere bello, te Cagliari e Cagliari è bella. Ma sa veste mo sta accabata. In mo è solo che è tutta una tristura. E con suo coro ti indicare un sole pivincoso, grai, un sole malagana, a colore pistinaca, un sole ammorticinao, che ti indicare all'estra, calamao e fronzio, come un cuetto sturao. In mese s'affumento su, del super gresso industriali. Un sole scalagio e imbecciao, attolondrao, che lo bissora desinando a corcare, desacquai a pala dei smonti, se desivuiri, non biri bruso su schifo. E sa precuggia, de questa prende sperdi andata a male, de questa nostra azienda manna andaran pure a sciore, a rogare a caddozzara, malafatata. Furria da una rencone alica. Asa in pessi nomenao Sischiglia. Aquilino Cana è stato direttore di Sischiglia per un orde anni a postir de sa morte di Zianzelo Dettori. Aumenti di Sischiglia di Aquilino Cana, e te lo distinguia aumenti direttore? Aquilino vidi come un figlio di Tiangheleddu. Vidi un tuo Angheleddu più giovane. Aquilino ha seguito il suo tempo soltanto, immaginando pure il suo tempo che deve avvenire. Poi in cui si schiglia è cominciata su Sabrosa in Saldo, poi prima vedi so conto di Fughile, e in cui abbiamo cominciato a pubblicare conti, ma non di Fughile. È cosa che gente che faccia da un po' esperta nella fungare. Noi che forse il primo romanzo sardo è vestito si schiglia a puntata. L'autore vede Cicci Tomasa, si storia di Villa Fregata. Ma quelli non ha da per aula meta da narrare. Devo come prima, ma la prima volta vi pago di dire quando
di farmi leggere un'ute nazionale, qualche cosa da pubblicare, no? E se chi ha da gai. E parla. E queria narrare a Safina, non fidi una condanna. Queria narrare mi piace, anda bene, però Si può fare meglio. si poteva fare meglio, non dobbiamo contentare mai. E a me mi mancano, questo, quando ho compreso che non fido una bria, insomma, una Kenza. no. E non faceva da, come te fa un certo direttore, già io sono il direttore, lo vede in televisione, non mai adappido atteggiamento di autorità, ti va a comprendere questo che si va da proprio quando vedi necessario. La stessa eredità di Aquilino Canna, Silvia. Ma pensando a serenità viene di una parola, dignità, anzi sardignità, che è un'altra cosa. Serenità tua è proprio questo, di comprendere che dobbiamo, come te sardo, dobbiamo essere e camminare a concarla, che ne conta. Che dobbiamo essere, non siamo sommessi, non siamo soppesi, siamo. E dobbiamo essere su chi siamo, fattendo ognuno sa parte sua. Ascolta, per tancare una domanda all'essa poesia di Aquilino e da grado di Plusu e Proite. Tanto, separare una poesia di Aquilino, bene di avere un male, poiché tutta questa poesia sua, Safini, narraia una cosa che non si può costruire, insomma. Rammento due, però, poiché fine importante. Una fidi i scantori, che ia da vinto su premi ottieri, mi pare di 1970, forse, sì. In questo anno. E Satera era il pensamento di un vecchio pescatore di San Marino, che forse a me mi piace di più, su Satera è più su, però Satera è dedicata a mamma Gabriella, a Samozere. E sono due poesie che ammento poiché quelli non narraia di una cosa. Anda bene a partecipare al suo concorso di poesia, no? Però chi è inche del suo premio Ozieri non deve più partecipare a per un concorso. Poiché sinche Sautieri si è arrivato in punta, mentre su Nobel, insomma, no? E quindi non deve andare. In questo anno però vividi onida ia da su premio suo e vividi che andai a suo concorso per proincere coppas, poi dai coppas a fronditura, come anche sono ciclista. E ce n'era no, poi questa poesia è un'altra cosa, è una cosa seria e il suo poeta canta da sapere sua, non anda in giro, insomma non è le roba del ciclista, sai. Ai, a Margostane Santilia, mai deposatus mala gente renegata, che desi accadozzao e a terra despurriao con su orto canale,
gutta corali sigalici, carrazzanus, acciaccummannu tencais, paineris e ventuleris, medianeris, che arruinavo i sperdioveris, questo luogo incantato, questa prenda manna, questa grande grazia di Dio che dà in terra. Siamo sempre in domo di Aquilino Cannas in Francesca Mulas, giornalista e scrittora, consigliera comunale in Casteddu e mascalmente è una netta dentradura di Aquilino Cannas. Francesca, tu conosci Aquilino Cannas omente poeta, plus pau omente uomine, e ammentamos o morto 20 anni a uomo. A nos ontas un po' invece ius uomine Aquilino Cannas. Io conosco Aquilino in sa bezzesa, momento di un uomo silenzioso che a baidai da sos annos passados, perché non sos presentes e sos invenientes. Momento che le chieda sempre sul giornale, a baidai sa televisione, però conoscere tutto chi vivia in Sardegna, in sa Casteddu sua, in suo mondo. Non vi è contento me da vedere ancora, di conoscere ancora guerra, ignoranza, miseria. Momento che si siede in suo balcone con sa sigaretta sua, qualche volta con una tassiga da uno, mieddu, a vedere il suo orizzonte, a attende qualche volo di mangonis, chi se già mai da gente a rubia, a vedere da su gelo, su mare, questa fisa consolazione sua in sa bezzesa. Ascolta, uno dei tratti distintivi della poesia sua è l'amore per Asteddu sicuramente. E che rapporto hai a questa città di Asteddu? Io si via innamorato di Casteddu, fa da con nostalgia dessa città chi non vivia proso, e ha conosciuto questa città dei posti della guerra che via cambiata meda. Naraiada chi sos operaios, sos artesanos, sos pescadores, sos oreris, poberes e ricos han lasciato su luogo a su turismo, sa speculazione, su ciumento, sa servitudes militares. Questa cosa non gli preghi a meda. E se via su cantore dell'anima de Casteddu e sa tradizione sua, cantaia da ponia in poesia sas cosas più belle che viviano in sa città, come si stagno de Santa Gilla, Molentargius, sos cantadores de sa Ghida Santa, sa poesia cantores de Bidanoa, e poi su Santo de Casteddu, chi sia mai a meda e chi già mai da è figello nostro. Tanti che non ci diffonti cose da scrivere di questa città di mia. De pesisciri pure, che si accattano in pericolo. Casino da cabbaso con suo cemento, con s'industria e con s'attoscamento. Da cabbaus nosus, tutto tutausu. Devo sempre accendere oramai, ma posatelo 6 metas e tenete una stima a manna. Aiutatemi posatelo, contaisi da tutto, le commenti vi hanno di a Casteddu. Te commenti a po' di torrai a essi, ma vorrai ancora a noi. Casi ci sei sposato, nemus adesso ai ciattriviu de fragai d'orra in sa laguna, in sostani, oro e mari. E tu promettisi. Siamo in Casteddu, in sa piazza di Aquilino Cannas, paris in Anna Cristina Serra, uno dei risteddos più orosos della poesia sarda. Ha vinto tanti premi di poesia, a cominciare da Usto de Ozieri, e ha vinto 2 volte Osa Rara. È fina traduttora e mascalmente oggi per allegare di Aquilino Cannas è mantiosa di Aquilino Cannas. Anna Cristina, una delle poesie antesi, buona parte delle poesie di Aquilino Cannas allegano de omentes ambiadas a città de Asteddu, de omente hanno distruiu con zandes asseddas de cimento en regolas. Este usto su tratto de plus importo dessa poesia de Aquilino Cannas. Tanti ti do grazie a voi sfuerdo bello di essere presentata e spero di riuscire e ti do grazie finché se posso onore per Cristiana di Aquilino, che Aquilino è una poeta
manno importanti. Certo, io sto cantando a Casteddu, ma sicuramente questa poesia non te ne lacana, io sto cantando tutto, come ti asinau tu, tutto le striziaduras che hanno fatto in tutte le città del suo mondo, ma sicuramente io sto fuori a Castellaio, non so commesso della poesia sua, Renesceus avilizzata tra puro, massimamente a Marolla sta de Casteddu. De sicuro cussa est s'andala prus de importu de sa poesia de Aquilino, chi est una poesia scarraffiadora, chi srevi proprio ande tirai totu cussus pillos de indifferenzia chi meda pottas teneus intro. Est una poesia po cantu plena de amargura parit, de ironia puru, no? De pezianidadi. Disrevi però po guai cuss'amore in mannu, chi issu tenet po Casteddu e poi bellesas de Casteddu, chi torra a nai però funti bellesa de su mundu. Podimus narrere Aquilino Cannas, no spezies a memoria, ma pinas a ussensia critica de Casteddu e a bisu suo ca ia perdiu identidade. Lu podemus nai a voce atta chi issu siat sa cuscienzia de Casteddu, una cuscienzia chi issu sperimentat, sa poesia no, ita fait, s'inventat no, sa cosa de i tugoppais chi girant a Casteddu e passant a innoi, po nai in Porta Cristina, ma ddu girant totu e andant a biri su canari de Mamarranca, andant a biri is cosas chi oi funt is cosas legias de Casteddu, ma tantos non furiat aici, ita fai Aquilino a custu tugoppais, ddis fai denunziare totu sa bruttesa, totu sa cosa chi intanti è tiu, totu sa cosa allena, ma non allena, poita ca enit foras, ca meda bortas enit innoi e totu, allena a sa moralidade de unu logu bellu e tantos Casteddu issu meda bortas ddu cantat comente reina, ca calicun'attera 'orta dda cantat comente su logu peus chi dd'ant fattu diventare non nau is fueddus chi nant issu, poita forsis a mimi non mi dexint, però chi ne connoscet Aquilino potit cumprendi ca funt is chi Sas paraulas a imperat. postu. Sì. Ma Aquilino, allegande de s'inquinamentu ambientale, non resta vertende de un inquinamentu galo pro grave, de uso culturale, Anna? De Diona meda issu custu lu faghet, sempre torrende a sa storia de du goppais chi s'inventat, lu sun gollit a biri su palazzu, chi mo est il Palazzu Regio, no? Su chi est innoi accanto e totu, e ddis nat, faghet nai ai du goppais Castiaia e totu custos comente funt, totu custos torra a nai no impero is aggettivus chi imperat issu e ita funt, e innoi funt enius e ita s'ant fattu. E agora però nada, bene ca s'ingolla a un atru logu, brintai a su Consigliu Regionali e Castiaia ca funt il ritrattu chi s'ant fattu custus atrus, chi è cosa nostra, non funt prus is chi funt eniu de Torino, is chi funt enius, funt eniu de noi. Castiaia perché doiat differenzia. Est una denunzia manna, poita ca si fai, pensa, ecco, sa poesia de Aquilino che fai una cosa di importo e poita si srevi poi si fai coscienzia. Ma commenteste sa limba imprea da Aquilino Cannas? Bellissima, a me mi piace troppo, è una lingua troppo bella. A Puligiu, insomma, che ancora pensa che io sia andavo a dosicare questo verso, poeta lo fai, certo, lo sciccate, lo spone di anche a gente. Ma a parri mio, questo sfuerdo lo sostenía tutto a intro in questa specie de burdello, anche su poeta, andata a ciccai, a goa per lo sponni e per lo spodionai a su mondo. E funti fueddos, a parte come un po' come ti lo sponiti, ma funti fueddos che si ingollenti a viri a Casteddu, a Aquilino, a nosu, poita sa limba chi at imperau Aquilino faghet un'atera cosa puru, a parte sa poesia, sa denunzia, totu su chi unu finzas a imoi, ma chistionendu de Casteddu, poita Casteddu at est ca c'è totu cussa
questa gente, ecco, che Aquilino, Aquilino questiona da noi casteddaius il potere che è in Castello. Però questa cosa impedi di meda voltas a chi non è casteddaio di dire invece di questa bellezza di Castello, questa lingua puro, medas de sa Sardegna dell'interno, no? Strocci su casteddaio, nanta che non è sardo. Tu pensa sul traballo che ha fatto Aquilino in questo dretto. Non che ha fatto dignità a questa lingua di Castello, che questa lingua di Castello tiene dignità e da sempre tenta, ma imperendita in poesia, in una poesia Icci, ha fatto vedere che questa lingua di Castello è importante, bella e poetica. E tanto all'este la poesia che da grado di più di Aquilino e Pruitta. A me mi piace da una, ma se è una questione, io vivo in Castello, io non sono di Sant'Asieri, ma vivo in Castello e ho scelto di vivere su vicino di Sant'Efisi, quindi in Stampaggi. Invece esisto Aquilino, furia da Bidanoa, e chi posso contare io che non hai gusto a proposito di Aquilino de Bidanoa, dopo conosco Aquilino, pago, ma dopo conosco. E un'altra, devo Aquilino si diano questa cosa, diano ma non adesso su nomini che si fa il poeta, solita vostei e Bidanoesu, nel senso dessa vicinato di Bidanoa in Castello, no? Benvenuto de Bidanoe Edulo, e Raimundo de Bidanoa Monteleone, questa cosa non è che sta dando come una soddisfazione in me, però di a pranzo, insomma. Questa cosa si sta E isso scrivi meda, penso di Efigeddu nostro. Boh, forse qui sta patti, non riuscito che ne posso leggere una cosa dentro. Che da gatto, che da gatto, ecco. E sa poesia è in carrecocciu, che adesso su carro che ingolli da Sant'Efisi, no? Ovro, non ti scarescias. O non fazzas a iscaresci chi de santo un castello, un cindedu nuvetti, chi è Sant'Efisi. Tui, prusa presto, o stampaginu lestu, trancheri e femmineri, a undi ti sei posto. A undi ti sei dromiu, che has apparri morto a tu e tutto. Ti sei fatto vennecai, s'antica valabanda, s'ammizza e bella gruttas de Sant'Illimo. E povinzas sa leppa d'Urlindana de gudu santo nostro, bello e glorioso, ti sei fatto vorai. E noi ti sei fendo pure un'aide che all'incunu grasto un maiolo, che figeddu nostro sia santo bizantino, e che manco si nomena di figeddu ma Procopio. Commenti da Betti a Puru che Nostra Signora è bonaria sia nascia catalana. Anche noi Bidanoesa, voi anche in Delompia, de Maria Tesu e di Allargumeda, faccia e scuricadroggio. Ma da Tennagio, questa con che zubo e de ciascus arribio, chi di Mengiana Maria, altro non fai di che aderezzai per te a trottas e portai buddas a giocai. E mancai tappas a cioppai, deu da pannai, e figeddu nostro e nasce stampagino, pesà una ruga nostra de stampagi bascia, de Valenticcu, di scuginas, a undi se cresce a santo e maschigeddu, poitta e figeddu nostro, e lestu de manu e de ciorbeddu, e moschettiere. E non poitta, ici a spadaccino di da concordau, custa trummaccu scadenau de Peppa Antonillonesi, che tenia bottega de maisto e scraffeddu a Canari in Portuscalas. Ma poitta e cucurugottu e teni di mustazzu de rettus, fora malis, beni vesau a longus e all'accettus, mannareddas, piscia collettu, casumrazzo e bovahi geragino. E se non ci creisi, o pondisci di mellus, vai con isso a ore e mari, faccia pula in festa e maio. Vai, e a sapere sta picchettata che da concordai, mancai tappas a toppai con questa camparata all'uffiatori municipali, e già cosa delle donna pappai. Mellus una vestimenta noa per uomini, o convidai, mancai una vilere bettonieras, e se non da cabaisa tra l'allera. Ma dui, undi ti sei scaresciu o stampagino lesto,
è storia di rindiscidai, di rindivezzai, di accuzzai mustazzus, iscida stampagino, iscida, che ancora non si è molto, iscida con curugotto, iscida, e torra podottus arrugas de castello, con ne figello nostro in carrecoccio, ma non può cantare a goccios, ma voce do luogai a sone gorro, sa burrumballa che si sta ammontonata, e poi c'è da vogliare a mare, non sa un azzavatto, innanti schivongan a mano, a sciacumannus ancora. Fatci da. Quando a Pamorri non mi bastai. Cingeini devono in sorellino, liso, la mappa da ciuppare o tu saffone, sbuttai, de donna vaula di mesonau, in tormento dell'anima e cervello. E mi andava a irci a sciuttare, de donna male, torrai, in biancura, dei innocenti lati. Porto sa morti novus, non bengaso in dolo, e no armas de Deus, non impamento, non ciunchio di artisanoras, o indi, non deci plus su disconsolo, oi, che vinse sa morte antibucci. A spagnegato lo interraimi diretto, in una brutta, in sbiancas entrañas dei montes mios feridos. Puta, nessuno mi possa tagattare, mai, se non Dio si vuole. Passa la luce, sabi la mia inquieta, se è rotti senzadas, ma sempre.